Allora spero che non senti anche solo la voce. Allora, due benvenuti e direi che sono un po' emozionato e penso come associazione siano un po' emozionati a poter realizzare questa nuova serie di incontri invernali che poi si chiamano in fila. Ti incontri che sono arrivati alla 25esima edizione. No? E voi tutti marcati, fatti 25 volti, ognuno vier da queste strade, in nome di chi ha lavorato in chi, che faceva una fila dentro da queste strade, all'insegna della memoria, della socialità, della convivialità. E vi voluto fare, sapendo tutte le difficoltà sanitarie e sociali del momento, da questi momenti, vi voluto fare per dare una continuità e anche un futuro alla nostra attività e per sé che questo è un momento scuro, un momento di profonde calamità sociale che ha bisogno più di sempre proprio di culture. E sapete che esiste il dibattito fra chi dice che la cultura non si mangia, chi dice non si mangia perché ha l'indotto economico come che poi si usa. No, a prescindere di questo, penso che la cultura è una funzione vitale più di sempre in questo momento storico, per aiutarci a capire ciò che sta succedendo e anche a viergi qualche barcone, qualche porta verso il futuro. E alle perché anche il titolo è dedicato a questo. I profeti ti ringraziano intanto Angelo Floramo, facendo lui ha detto di quanto anche a noi Furlans non lo conoscevi, che fa il direttore scientifico di questa rassegna invernale. E hanno un no quindi, si fa di cherubisca e tal cortile, che mi ha mandato sul balcone, da granata d'alta, fa la pelle ai furlans perché si svegli, quindi vi fate tanti. Una non vi fate, vi chiamo di fare perché volevi lanciare la mongolfiere dal cortile di Colonos, l'idea di Angelo Chiste. Fra i tanti idee visionari scalati e quindi inventare un titolo, un tema, ma insieme con Martina per poter lanciare chi si è mongolfiere. A quel punto dice la Gnut Sentinelle, chi sapeva il titolo, tira fuori di una famosa frase ora efficace dal profeta Isaia e ci indica piace pon che è la Gnut. Mantenere prospettive storiche che in fila ha sempre voluto, non per la sgarfare in maniere filologiche o nostalgiche in tal passato, ma per intercettare in certi momenti del passato, anche che possano direzioni proprio per voi, può darci forze, può darci energie, parlare in davanti, perché poi vedete in conto di certi appuntamenti, come si suggerisce il professor Floramo, se hanno fatto tanti svolti di generazioni prima di noi, che avevano momenti anche più di noi, e sono non come sopravvissuti, ma sono stati saltati fuori con qualche rinascita, allora possiamo fare anche noi. Gli appuntamenti, come chi sapete, saranno 3, il programma di a vostra disposizione. 3, l'ultima, i 4 domenici dopo di misdì, a 4 invece. L'ultima sarà a Grau, dalla Basilica di Sante Eufemie, con la lettura scenica di un poemut, dalle bellissime scritte di Tito Maniaco 20 anni fa. Capite l'idea che sta suggerire il primo di gennaio dal 2000 che era proprio lui, là insieme con Marina, con la sua compagna, a mattina d'ore in la spiaggia, e lì ha pensato a chi patriarca nella nebbia, che ha un leam anche con la nostra attualità per voi. E noi di integrare, come che facciamo ogni anno, questi incontri anche con alcune piccole mostre, che noi le mostre piccole, da senso che è a pose, elementi di arte visive, ma un valore significativo. In particolare vi metto in esposizione questi 5 disegni che
son che l'artista Bruno Gaita l'ha avuto fatto per partire poemo di Tito Maniaco e lo viene integrato con altri due lavori che subito due peraule poi sono Bertani prima di cominciare no? Che hanno due perauli che sono utili anche per il percorso che vi voglio fare con il tema che usai di te e dicevi 3 incontri perché Kist che è il primo la fase era 24 alle una sorta di anteprime che ti a fare per poter presentare uno dei tanti libri di Angelo Floramo che arriva fuori che non è tantino in tutte le case editrici nazionali e che è intitolato Il Friuli che nessuno conosce. Fra l'altro Angelo Floramo la settimana passata è stato proclamato vincitore di un concorso storico letterario tra i più importanti dell'italiano che è il premio Fiuggi Storia ai 12 anni. Mi fai scappare con quello che io guardo la schiappare e l'ha vinto con i suoi ultimi libri fatti no, con la BE, no, con la Bottega Errante che è intitolato Come Papà Vere Rossi. Prima di dare per aule a Bertani e dopo a Angelo Floramo e a Martina che la ringrazio della sua collaborazione per far parte anche parte attiva dell'associazione dei Colonos e fra gli istanti che sa vince Teneca e bravissimo scrittore giornaliste di primo plan dal Messaggero Veneto e anche direttore artistico di una manifestazione importante che abbiamo fatto a Udine che abbiamo fatto il mese di giugno che è la notte dei lettori ben parichista i Savarin prima di dare per aule a lui voi di ringraziare gli distillerie Nonino in particolare tutte le come Gianola e anche Antonella che è appena arrivata che lo sostengono sempre e che dopo soffriranno anche robe che si ripeterà anche a Grau soffriranno un brindisi che potessi chiamare spirito nonnino e voi ricordate anche un'altra roba che in Stati Uniti in questo momento il Ministero dagli Esteri italiano ha inviato in forma itinerante una mostra dalle eccellenze artigianali e dalle manifatture italiane, fra queste eccellenze anche la Nonnino, dove penso che avete una battuta di mano. Dite piste, non fate alcune Io non voglio rubare il tempo a Martina e ad Angelo, solo una considerazione così generale. Purtroppo, per fortuna, l'arte contemporanea non è spesso consolatoria, ma invece ci invita a pensare e riflettere. E quindi una definizione possibile di arte è proprio a che punto è la notte. L'arte proprio si interroga su questo, a che punto è la notte. La sentinella potrebbe essere proprio l'artista a cui è rivolta questa domanda. Del resto, anche le opere di Bruno Aita, che Bruno Aita ha fatto quel movimento di Tito Maniaco a cui accennava adesso Federico, si adeguano a questo grande interrogativo. Anzi, il movimento di Maniaco potrebbe essere visto anche in chiave shakespeariana. In fondo Maniaco, attraverso Elia, si interroga sull'essere o non essere, sul fatto di appunto procedere con l'azione oppure rinunciare all'azione, oltre che essere questo un grande interrogativo esistenziale. Tanto è vero che Maniaco Elia poi ricorda anche un passo della lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso, in cui si dice: noi guardiamo, vediamo attraverso uno specchio in enigma, cioè in modo oscuro. E anche questa è una definizione dell'arte, in fondo. Se noi guardiamo, esaminiamo
le opere di Bruno Haida, queste per il Poemetto di Pagliacco, ma anche quelle, in fondo sono uno specchio in cui o attraverso il quale noi vediamo in modo oscuro, in modo non chiaro, in modo interrogativo. In fondo anche l'Elia di Tito Maniaco è un eroe shakespeariano perché anche lui si interroga sul fatto dell'alba, mentre sta arrivando l'alba, su un'alta torre, che non è quella del castello di Amleto, ma è quella tardo-romana che sorvegliava il porto di Grado, e anche lui vede un po' un fantasma, che è il fantasma appunto del suo stesso ruolo, potremmo dire, no? In qualche modo messo in crisi anche dalle lotte allora tra il potere politico e religioso. Elia, che si era in fondo autoproclamato patriarca, lui vescovo di Aquileia, aveva anche appunto assunto questo termine che poi sarà un termine storico, ricordando che Elia però era un greco bizantino e uno scismatico, e questo è un punto di riflessione anche per i prossimi incontri di Infile. Quindi, ritornando ai fantasmi, anche quell'aereo caduto a terra, impantanato nel fango del nostro pianeta, in fondo è uno spettro, è un angelo luciferino, potremmo dire, no? Che in qualche modo ci interroga anche sulla situazione generale del nostro pianeta e poi anche sui nuovi eventi di guerra che stanno minacciando anche la nostra Europa. Quindi l'arte è un modo di vedere attraverso uno specchio in modo enigmatico, questo enigma è vicino a tutti noi, non dobbiamo pensare all'arte come un qualcosa di consolatorio, ma un qualcosa di profondo che ci invita a riflettere su noi stessi e sul nostro stare al mondo. Grazie. Grazie ad Angelo Bertani, è un piacere ascoltarlo perché ci fa proprio vedere, entrare dentro l'arte. Abbiamo modo di gustare di settimana in settimana queste infile, queste opere d'arte. Ben chiatate. C'è Bielka le desi ben chiatate, anche lo disegnano che in tanti si inciruzzi. Dopo come in vude gole di Viodisi e finalmente chiatassi, non è così scontato. Da chi doiain sa chi ho vin imparato che non è scontato, sta insieme, chiatassi. E si chiatina chi? In file, come che si faceva una volta, che diceva prima Federico Rossi, in fila, a contarsi le storie dentro le stale. E chi ste stale dai colonos, se podares fevelà, se io e agno come si metti con le orelle d'orme dal mur, cui sace che vignares a contanos. E anche io pensi a chi amici che non sono arrivati a entrare, chi dentro le stale, ma che sono di fuori, sono al cortile. Quando si arriva ai colonos e si sente il rumore da glerie, io penso sempre che chi claps e anche c'è contà. Alle un claput che la vuoi di disi, io Erika, quando l'era tavan. Un altro claput al dis, io eri chi, quando l'era cappello. E dopo sono i claps che dicono, eri no, quei turcs dal Friul. Ecco, c'è che lui disi essi ai colonos. Prima o dopo bisognerà dargli le parole a chi clapuz li di fur, che han robis di di. O sin chi ai colonos, ma o sin anche dentro dal libri. O presentimo un libri e no, o sin a chi. Io so un po' matuccia, ma ho dis la verità, vecchi, che come ho uschiati tutti, allora, nini de van, occhiati le sticce, ora vina le chiacce, verità. I colonos a Villa Caccia di Lestizza, un gruppo di giovani, donne e uomini, animati da una fortissima carica visionaria e che hanno la dis che chi sgruppa la savut fecondà le coscienze collettive. Al dis che è un look simbolico, che è diventato un punto di riferimento per culture, per identità, per memorie, per arte, l'esperimentazione. Al febele di che poi sta qui come se fosse una Itaca, dove che le gusta l'importante tornare, per chiatà al dis amis, al dis che chi si in chiase,
e che è una memoria collettiva, un senso di appartenenza. E dopo il favore da stare, vecchi così indutti, il suo tepore, sì, che il calore che ha vendato proprio per condivisione di stare insieme. Vero, pagina 97, alle anni che sta parcheggiando. Generalmente parcheggio nello spazio ampio che circonda l'antica struttura rurale, dove ogni tempio si fa vegetale. E dopo il favore anche di Chimurs, Fur, le facciate di pietra abbracciano idealmente quasi fossero le cosce di una madre che tiene vicino ai suoi nati, leccandoli piano piano. O sino chi vicini come in le case, che liberi chi è dedicato al popolo dai colonos. E al fedele dai colonos hanno un capitolo che si intitola Resistenze culturali, e cui colonos alle anche topolocchi dentro da quel capitolo e radio onde furlane. E il titolo dal libro Il Friuli che nessuno conosce. Ormai ho sono affezionata che collane che io aspettavo un volume ogni anno e è arrivato che il chi allora è il titolo Il Friuli che nessuno conosce. Allora lui dice che Agnol non sconta rubis ineditis, personaggi storici, lux, storie che non conosciamo, e libri ne fezza lecusi, non sconta rubis che non sapevi, ineditis. Ma io credo che il titolo qui vede anche un altro significato. Perché io anche lei mi pare di sentire le voci di Agnol che non dice ma lo conosceso veramente che il Friuli, lo conoscino veramente che il Friuli, o si fermino alle parvenze. E mi venta chiaro che per aule conosci, come che le dopre le Bibbie, con che dis conosci una femmina, che lui dice conosci l'età intimità, bevuto un rapporto, ecco, fino in profondità. E Agnol che da primi pagine di questi libri, a proposito dal titolo in fondo, perché io lo colleghi a Chis, non si parla di una malattia, perché non è mica come il Covid a Chis mondo, hai un'altra malattia che fa stanza, e al disca è l'ignoranza, le mancanze di preparazione. Allora forse il Friuli che nessuno conosce, è anche un invito a conoscere, ascoltare, che chiare chi andante mo di contanos e andatano. E le chiatina chi? Le chiatina da prime pagine dal libro. E il Friuli, le terre del Friuli. Ma mica non si dice che è verde o che è fatta di montagne, di fiumi, di mare, di lagune. No. E il favore lì è come se fosse una persona, che si dice tecnicamente, no? Una personificazione. E allora non si dice che è orgogliosa, braurose, non sparti viodile, no? Col petto in fu. E dopo dice anche che è pensose, ma non vonde. Vecchi, non ha riflettuto abbastanza, e io che non spacchette. Ecco, allora forse quindi trattarle come una persona, alle un invito anche a dialogare col Friuli, a resonare, perché non vi pensate vonde. Ogni capitolo è come un camarin. Sapete c'è che è il camarin? In Furlan, in Friuli, sì, ma non lo aveva, era piccolo, ma dentro c'è che non l'ha. E Agnol nos dice in 4 ris, nos conta c'è che era il camarin in Friuli. Nos dice che intanto le clave le aveva le femmine, no? Le teniva ben strette. E dentro erano tutte le riserve dal mangiare, tutti i robe che ben di Dio. Ecco, ogni capitolo è così. Al par di entra dentro che lui non sverzè di un camarin. E dentro alle tutti cercià, alle tutti gustà. Perché i libri di Agnol si gustino, lo sapete, no? Qualcosa viene alle fine o fanno anche i tocchi. Ecco. E allora chiste a lei entra dentro in un stile da un libro che è di una banda storica. Alle storiche perché quando lui ha già in mano i documenti, non stile fuori i documenti dal 500, UCB, che lei ascolta, lui lei, c'è che non mostra. Però è anche un viaggio dentro da storie, da parole, da etimologie,
che sono come se fossero fossi, lui al dice, no? È come se fossero strati di archeologie, e allora no, ho ascoltato da ordine per aule, troppe robe che per aule da sue etimologie e vengono a contare. E dopo anche mo, ha un stile che è antinarrativo, specie da ultimi pagine, da che al samè di lei un scommenciamento di un romanzo che non è storico, è preistorico, potrebbe essere un new genere, ecco. E dentro chi ho chiatin tanti robe, sai che il suo mood di inchiantano, ormai io sapevo perché non si inchianta così, dall'ultimo romanzo, il scuviante, calà, sancti, brigante di maghe, Aniul Flora, ma ecco perché non si inchianta così. E dentro chi libri ho chiatin mitologie, storie, ho chiatin enogastronomie, tradizioni, credenze, e sono i giugs, i ors, le musiche, sai, le resistenze, le sofferenze, ma sono anche i profusi, i odors, i muninars, i pastors, e tanti borg, sotto chi in quel borg di Ragogne e ogni in devanta, Torpa, al Friuli, e il messaggio di che libri chi? A lei che le identità furlane e brille, dome se le chiarì dal miez di una varietà, di una miscligianza di colori, di popoli, di lenghis, che sono arrivati qui da nostre terre. Ecco, Agno, forse alle chiste il senso, no? E di lui chi ai colonos ha veramente un valore, di chi sfriul che non conosciamo, forse non conosciamo fino in fondo proprio il valore di che identità che brilla insieme a tutti i colori. Beh, Vasaresi intanto le battute di Banks. Ben quasi d'ora giuntarsi in ogni diepazze che ha un mood di niciulati, no? Anche Fevele che fa diventare brauroso anche un rock, come tanta grazie a Watris Pasecchi, grazie al popolo dei colonos, perché aveva un regalo poter presentare un libro tante anteprime di una rassegna culturale, grazie anche a quei cooking dal balcone di Fur, insomma, dal Fred, ma insomma, e partecipi, no, a queste forme di resistenza. Sì, il libro fa bene ovviamente l'identità e a partire dai colonos non può che partire dai colonos non può che ringraziare i colonos pariesi, perché alla ragione Federico, io mi visi le prime volte che sono entrato qui è stata veramente un'epifania, ma straordinaria, che ha cambiato le mie prospettive di viudine in quelle storie, e anche di considerare e di pensare che le storie non siano di un retaglio dai libri, dai manuali, paradossalmente neanche la memoria scritta dalle biblioteche, dagli archivi, che è importantissima, perché senza che memoria lì noi perdiamo le consapevolezze di ciò che ossim, ma la memoria è anche una memoria contadina, ancestrale. Dicevi qualche tempo in una conferenza di architettura che è il più grande architetto del contadino, perché ha le capacità di dare le forme al territorio. C'è il contadino che fa gli agars, che semena le tierre, che fa cambiare il colore delle tierre a seconda della stagione, che va a modellare i scolini, scattare sui vignai. C'è che gli inglesi chiamano skyline, non saresti, e noi saresti perduti. E dopo è vero, una realtà contadina come questa, che poi la fondamenta, poi le litrisi, in tante fatie, in tante braurose poi, dal silenzio, dal cidinor, di portarsi in davanti, di fare di rovis come che vado infatti, no? Si diceva, tali sfameis, senza avere il senso di una superiorità che qui saggia manca. E queste tutte storie, è veramente magistra vite, come che dicevi, gli antics. Forse sbagliante, no? Perché come che vi ho detto, 20 di guerra, e si legge sui giornali, probabilmente le storie non insegnano proprio niente, perché si no, che si studenti sono pure indisciplinati, non vengono a capire. E dopo è vero, è una storia mari, una storia come questa dei colonos. Mi viene di pensare che l'importanza dei nostri maris,
il grimp che nos ha tenuti dentro e nos ha insegnato anche il ritmo dal prim suono, che il cur calbat di una mare d'ogni dannestri, al prim discantus, avrei sentito in techiere di Aquilea, è veramente il primo ritmo che nos dà il senso dall'acqua. E dopo gli smaris, Federico, può di neanche studarsi, al fa mal, quando una maria si studia. Però, come diceva Martina prima, no? Prima, come un brene che passa per sole dei muri e dei bureaus, però resta le memorie. E rendi pensare che se o crodin veramente che le chiere le appartenenze alle chiere che se proprio che le hanno forte come identità mari, allora nessuna Maria passa di band. E anche è vero che non tutti diventano genitori, ma tutti sono figli. Tutti sono potenzialmente genitori, parentes, che partorissimo, non come le chiare, ma li ideis, li utopis, che saresti? Arresti in talismani, saresti dentro dal colore dei voi, sotto la piel, tal riviel, te glocchie, tal berli, anche, non nome da di grazie, per ciò che ho vinto, ma anche per pratini, ciò che non lo stanno, ciò che ho vinto diritti, e al venteneat, questa è la storia di Christ Luc, che è stato piantato dai più grandi, no? Dai autori, dai poetes, e prima di loro dai colonos, che hanno preceduto, che sono arrivati tanti in prime, miliardi di anni che sono restati dentro, dai sapori, dai colori, dai odori. Allora, le bravure di un look come questo, noi non è un suage, un piede suage, buone per memoriali, anche per chiattarsi, per gusti, fevelà, di metti d'ogni, no? Le bellezze del stare insieme, ma diventa proprio una tribuna importante, che è una tribuna di popolo, e guaia che il roba il popolo, le tribune, perché tribune diventa tribunale, e il popolo diventa giudice, che è fondamentale, saperlo, sempre. I signori sono quelli che crodino di fare storie, non è perché metti le firme alle fonde di un documento, metti una chiarte polate e di spesso sui documenti firmati dai signori alle sudore e il sangue di tutti gli altri. Ecco, io spero che dalla ricerca storica che si manea in quei libri lì, e poi sei un toccuto di che voce che per solito si perdi, si via dal tempo, con le arroganze, con le presunzioni, con le ignoranze di chi che crodono che qualcuno può diventare voce e qualcun altro invece di alcuni tasè e vonde, non è così. Agno Bertani lo diceva prima, una pennellata di colore, un segno, un sirventese, una poesie, una vilotte, una blasteme, a son una forza di affermazione dal sé. Arriva a contare, è un privilegio, perché è sempre un privilegio tirare ogni storie, ma io penso che mai come mondo diventi un dovere fondamentale, non da storico, ma di ognuno di noi, perché ognuno di noi dentro ha una sua memoria. Io facevo un gioco con i miei studenti proprio di quinta che hanno fatto l'esame, e non si sente molto come sarà l'esame, c'è del Stato che ho vinto, anche non si sa come lo faranno, ma io dicevo, provate a pensare al privilegio, perché societari ovviamente, alle provvedute convenzioni di Ginevra, società durante una lezione di storia, no? Allora io dicevo, ma in veste di società, provate a pensare, e uno mi dice, ma c'è un fatto a capire che società sei la mascarutessa, io dei voi, no? È un mondo di società anche qui voi, ovviamente. Ma io dicevo, provate a pensare al privilegio di essere chi come, pensando a tutti gli strati di vostre vite che vi hanno portato chi come. Di troppo lontano che le partite, a seconda di ognuna delle vostre storie, il vostro rilato al mondo paresse chi come no, in queste serate. Ognuno al ven, ma non nome dai Heinz le sue esistenze, non nome dai Trois che lo hanno portato chi è Rivan, ma dai miliardi di Heinz che sono venuti prima di lui, combinazioni, cinquintris, anche rivieri, anche guerris, anche profugancis, anche bielezze. I nostri centenars non sanno portare chi vuoi per discutere ai colonos, e quindi discuti ai colonos, non può essere un grande privilegio, e quindi lunga vita ai colonos.
ovviamente. E il primo capitolo, alla fronte subito una questione seria. Affumicato o salato? Guarda, c'è il Gesù. Il Friuli un po' si divide, no? E si dà maniera anche di conservare. E ogni volta che sviazzi che nos fa, nos conta anche l'importanza che le dà urda conservazione dal mangiare. Dopo è la preparazione dal mangiare e dopo non si insegna anche che differenza c'è tra mangiare e gustare e dopo se ne fa indisi perché io ne vorrei bene. Sono pagine da che si rischia anche di sporchiarsi di blanco, di implenarsi di farina, perché si va torpo ai mulini e pensi a che ruede, che gira, Cesar, se no forse il senso anche dal tempo. E l'antatore dai mulini dal Friuli o già anche il mulino che aveva incontrato di Ippolito Nievo che nos dice che il mulino da solitudine dai chiams al dà in fondo è il movimento a che solitudine e anzi al dice addirittura gli dà quasi le paraule nos conte di mulini che sono così antichi che a un certo punto dopo è succeduto che le vegetazioni ha tornato a chiappare il soppuesto e allora ecco che sono murai tutti sfloridi nos dice il Nievo e dopo le tette caldamente piene di muscoli e le ruede che anche se non si più dal senso di che danze era il bel tempo al Nievo quando la farina gialla costava un saluto e il vino correva a rigagnoli e Dio mandava a proposito la pioggia, il sereno, la vita e la morte e il Signore sapeva quanto mandano schist. Ecco, e da queste farine al nasce il pan e anche nos dice che il pan alle tutto, nos fa un percorso dentro proprio dal senso etimologico delle parole, nos dice che dentro alle tutte sono i 4 elementi dal monte, alle lettiere, le farine, alle aghe per impastare, alle il fuoco per quei, alle l'aiar per fragranze, alle tutte lì dentro, nos fa bene da bellezza dal fuori da comunità e dopo visto che chi ha le libri dal Friuli che nessuno al conosce, nos conta una roba che io manco proprio non le sapevi, che esiste anche il pan dal bosco, che viene fatto con la corteccia, con le scusse dall'albero, e nos dice che ha un sapore di bacchis, di muscoli, di resine. Troppi elisa l'hanno lato, pai mulins, e troppo misa le importanti il pan. Non è profondo, poi grande, poi magante, che ti inchiocca senza bevi dal pan, e lo sapendo noi, proprio quando tu viaggi il fuoco, no? Alle dentro. Anche il pan puro che si fa a casa, non dico che si va a comprare. Ma esiste la boutique del pane, no? Si chiama anche attorno ai paesi, no? La boutique del pane, insomma è veramente una roba, una presa in giro, se li spartagliamo per trovare una coglionatura, perché che sarebbe anche molto interessante, perché il pan non è una roba di boutique, il pan è una roba popolare, pan in greco vuol dire proprio tutto, massimamente perché che non è il companatico, che è un grande insulto alle femme, no? Il companatico, vuol dire che qualcuno alle buone metti sulle tavole anche toglie dal pan, ma tante inti, il pan era addirittura il gustare da feste, perché ovviamente chi in Friuli qui mangiava il pan, era una rarità, lo si poteva fare una volta alla settimana dal for comune, e c'è pieno il senso del for comune, cioè avere un for che è in comune, la che per solita si metteva in fila, no? per arrivare ad ore a fare che bagnotte, e sono storie che sono straordinarie, bellissime. Fabio Tombari è un scrittore che è marchigiano, però Somari, suo nome, scusate, era di San Denè, e gli ha insegnato una storia che per me è bellissima, una storia di 3 femmine
che vadano a fare il pan dal fuori dal comune, fuori dal paese. Allora le prime arrive tutte bravorose perché ha il plevan che viene a mangiare di e quindi ha di fare il pan e ha di mettere dentro il poleccio, perché il plevan ha di gustare il poleccio. Quindi via, pari da uno che sa scaresti in un momento, no? Così sorprendente. Dopo arriva le seconde invece una fuace. Ha una fuace perché le figlie ha di sposarsi e ha di preparare queste fuace meravigliose, buonissime, e quindi via, anche le ultime, e hanno il pan. E hanno una piccola pagnotta di pan di metti dal fuori, e resta per ultime proprio. Che satres, comaris, no, e passi tutti davanti, io no, hai le ultime, a nome una piccola pagnotta di pan, ma piccola, quando io arrivo ormai il legno è quasi tutto studiato, è quasi finito. Il forno, le tanti alte, e hanno messo insieme con tutto il cura, hanno cucine qui voi, no? Hanno quei proprio, con senso di che spieti in chiesa e che l'uomo che torna di lavoro, sono 5 figli, presi, fanno, ma io ho preparato il pan. E a un certo momento, quando mangi, dividinsi il nome del pan, qualche numero tocca sulle porte, e lei il puer del paese. E io chiaro i frutti, chiaro l'ompe dice, hai un sente in cui e sarà sicuramente un tot di pan anche per il puer. Il puer ha chiave le chiappiere, ringrazia, fa le benedizioni alle chiese, perché davanti al pan bisogna chiavarsi la barrette e benedire. E alla fu un smuarseante che il toc che gli andati e partiere ai colle una piccola grusa di pan, le lotule alla viotti lontano, alla smicchie, alla chiappe e alla invole dal cielo come che fosse la comunione. È una storia bellissima. E allora il pan è tutto, veramente è tutto. A lei le feste, il senso dell'incontro, il senso della famiglia, a lei il chiattarsi, a lei il condividere. In una civiltà della polente, ovviamente, il pan rappresenta veramente il privilegio salato, no? Si diceva, o fumato. Mio nonno veniva di una famiglia di San Denis veramente pure, non aveva in sal per la polenta. Checo dei Mirui, che era un colono di Aunedes di San Denis, di un vignere che volte, e diceva ai suoi figli, e quindi anche a mio nonno, che le polente avevano 6 folpeade talismans, perché il sudore al poteva dare il sale e raccomandava ai figli di non lavarsi le mani prima di mettersi a tavola. Guai, se tu lavare le mani, guai lavarsi le mani prima di la mangiare. Proprio perché ti dava il sale, ti dava il salato. E dopo si faceva le croci, ovviamente, no? Sulle polente. Io capì il nome dopo, e questa era si incontrate, vedendo i non bars qualche anno fa in Colonos, che non erano tante croci, ma era il segnale, il nord, il sud, l'est, l'ovest, il sole a monti, il sole llevato. Era proprio un orientarsi. Le polente, un sorelli, anche tu ti orienti, e tu la pochi con l'axe, no? Che a me donne in cielo alle chiere, è il pan. Il pan vuol dire no i dis de bore, ma vuol dire magari forse le domeniche, altri tigni dentro dalla panaria, al calà di conservarsi, calà di durare, calà di essi gustat, perché gustat è un verbo straordinario dal furlan, perché vuol dire che tu mangi sparemplati, anzi perché hanno le poglie, tu podi semplati, allora se non tutti podi semplato a di gustare. E sguarse a po' che sentì il profumo prima sentì l'odore, dice che tu mangi, come che fa il ghiat, che non parlie alle sacrali in tanti paesi del mondo. Quindi prima nase, dopo cerce cuites, cuismans, il pirone arriva tanto dopo, no? Prima tu has di cerciare, tu has di palpare un po', e dopo tu has di mettere un po' e di sentire un po' alla volta come che si sciolge, mari, alle tan buon che si sciolge in te bocce, perché si sciolge in te bocce, perché tu has di dare il tempo che si sciolge in te bocce, e così il tempo passa e il poco che lei arriva anche a sfamati, e dopo, tanto dopo, più lottis. E allora lì tu has gustato, e tu hai la sensazione che esiste veramente un confine tra la storia dei siors e le storie dei tuars. I siors e mangino, a si implenino, e a finissi il gustare con una plenezza dal rut, il puer al ghiotto, invece.
al Diod e al Divid, e al condivid, compagno, cum pane, al deriva di che? Io i suoi compagni a te, i suoi come te, proprio perché dividi il pan con te, e non è che, ma è il pan, e allora si compagni. Quando si dismentiglia di dividere il pan, allora non si è più compagni, si è differenza. E lì è da che veramente il pies del mondo, le guerre, le differenze sociali, le bravure ignoranti dei siors, la paura dei puers, se tornassi a imparare il senso del gustare, probabilmente i 2/3 dell'umano che sono cence il pan, probabilmente, e potresti sentarsi alla stessa mensa, e il ricco e pulone dal momento femminile di Isaia e anche dai libri dei libris, forse te paresse anche a pensare. No? Gli femminis, da che libri chi è parte in le vite, ma è parte anche le morte. E sono vittimis, ma sono anche assassinis. E sono santis, ma sono anche viparis. Li sconoscino veramente, fino in fondo, questi femminis. Ho letto libri di una crudeltà che è difficile di lei. Gli servizis, che femminis, e hanno fatto queste caserme di palme durante le seconde guerre mondiali. I particolari coi let mi fanno invergognare di essere femmine. Ma dopo dal libro c'è anche le belle furlane del Cinquecento. Tra questi però è anche una che si elza le solitudine per stare lontano da Chiacaris. C'è mal che fa di Chiacaris. E dopo dal libro ho chatin Maddalene, le vedi dentro in una fresca, e Agnol non si invide a fermarsi lì a chialà, se maniere che ie e chiala il Signore. E dopo dal libri a ie Sant'Agnese, e le bellissime le storie che non sconte Agnol, a ie le ade ai pastori, non spiega il senso dal suo nome, Agnese. E il monte alle dividudnus di Sagnol tra i pastori e i contadini, Abele e Caino. E allora dentro di quel nome di Agnese, leato proprio al mondo pastorale, ovì l'agnello, ovì il fuoco agni, ma dopo non svelano robe bellissime, Agne, che è la zia, no? Le Agne per Furlan, Aie che è responsabile da agnizione, riconoscimento dal frutto. Che storia qui ho vinto facile contare di Agno. E dopo non si dice che a Torpa al Friuli esiste anche la sella di Sant'Agnese e la piana di Sant'Agnese. Ecco, Agno, che storie viene chi di Agnese. E dopo anche che femminis che sono veramente, no, che mostrano tutto il pies di loro. Ma non splasla dentro chita che per aule, agnizione. Beh, è una storia intrigante. In tante favelle di un Friuli ancestrale che è anche un Friuli pastorale, no? Si dismette ogni tanto che il Friuli è stato anche chiave di pastori, tutti i trois che menavano su Palacchiarni, troi Pecchiarni, diceva Guillermo Biasut, una grandissima intuizione, no? Che è la strada che da Bocchia dall'Arzin sottilmente e va su fino ad arrivare a Ponte, sulle Chiarni, a Enemonce, tanto che a Enemonce c'è per un furlan, c'è tanto ogni di Fordiaria, di Curnia, sono toponimi che sono gli stessi praticamente e che dimostrano che era proprio una strada di Pioris e di Pastors, e poi biel chiant di Nadal, dal Friuli, che l'uscita della luna chiant al 600, al favele, al da un a tutti i pastori che sono presenti, pastori, appunto, e Macor, e tu Macor un buon agnello, disse il chiant, e Macor era Ermacor, e Ermacor era il primo pastore, ovviamente, e quindi in un'ecclesia pastorale come l'ecclesia antica di Aquilea, per forza,
il primo interlocutore era il pastore e dopo anche il contadino. Tenendo conto che il pastore e il contadino non vanno tanto d'accordo, una si chiama Abel e l'altra si chiama Cain, noi l'ha detto también al principio, no? Il Coparici, come si diceva, ha spaccato l'umanità in due e metà l'umanità è la Freiberg, no? Copare. Però insomma è una storia intrigante e mi piacerebbe provarci quale poteva essere la santa protettrice, no? Protettore dei pastori, è proprio Santa Agnès che aveva presentato, no? le statue con l'Agnès, a l'Agnès. La si portava in processione, no? Anche a Mures è mantenuto, a Mures di Rovigny è mantenuto per tanti anni la tradizione di Santa Agnès, che corre proprio in un momento che la pastorizia è interessante, no? Proprio di spostamento dagli svestis e delle società ancestrali antiche, le agne, era proprio la zia, no? Le agne, che ha a che fare con l'agnello in qualche maniera, perché il pari al metteva il figlio sui genoni, per dire sia del mio figlio, genuino, ingenuo, genuino, di sì aveva le nostre schiarnessi. Però era dopo le sue dal pari, che aveva di tenere conto dal figlio, perché le mari erano già pronte per fare un'altra mindiale, no? Come che per spesso al succedere, non da famose antiche, quindi le sue e poteva anche dare di tette. E difatti Tetia è il nome antico che veniva dato alle agne, alla sur, da pari dal frutto. E la lettera greca, teta, che è le tette, se guardate si vedete, le lettere greche, la teta è proprio una tettina, no? È proprio la rappresentazione di una tettina, che è bellissima. Allora se le mani, le mamme e la mammella, e le prime parole che tu dici sei proprio col pari che lei a onda era beoso, dice, io sto di subito manna, no? Questa non è che ti manna, ti dammi di te, perché in senso, no? E i fan, però è le prime parole che hanno sempre le bocce, no? È le prime parole e le prime parte di un quarto che hanno le nestri, che hanno sempre le bocce e spurte le lenghe là che il latte si fa risultive e non sta le lenghe che clamino le mari, che è la roba più intrigante, più forte che potevi mai vedere. E quindi Agnese ha queste importanze incredibili, gli scleseutis peadis a questo culto di Agnese sono proprio vie antiche del transumanze, perché di Clemone e la Sant'Agnese proprio mette in comunicazione le zone di Belcion con le zone di Clemone, dopo la Belzonassa che parte addirittura dal paese dei sclavi, no? Come si diceva una volta lontano dall'Oriente, in un sentire, in una intersezione, là che popoli lenghis si mettevano in adun e facevano in ponte, anche queste maravè, che il nostro Friuli, i nostri territori, feminis, intrigantis, straordinaris, venuti pure dai manoscritti o dai libris, via per claustri dal Covid, il lockdown, le puoi dire chiamare claustri, no? Perché sarà dentro le guarneriane non poteva entrare studente, non poteva entrare ricercatore, e allora c'è un passato il tempo, si poteva, robe meravigliose, là scarfare in che i manoscritti che per solito li sono a chiappe perché sono orrendi. Per solito tutti a domande di manoscritti miei, no? Che i pippinos, no? Le miniature, i disegni. Dopo sono i manoscritti russi, orrendi, che però difficilissimi di lei, ma pieni di informazioni. E sono 6 volumi, Verghias di Giusto Fontanini, e una volta sì di building all'entrata la dite che lì è il mio parente, io dite no, che lì è il giusto. Era il Fontanini giusto. E alla riduciata, la capite, insomma, si mi ha perdonato, e non sa regalare le pipe per Furlani, che è come di pre-ait se non un perdono. Però, ecco, Giusto Fontanini per 1600 ha messo insieme 6 volumi, scritti a mano, manoscritti in una maniera orrenda, perché scriveva di brevi, calpiesi di media. E là che lui al dire io tutti che l'avevo avuto in dei suoi viaggi in Europa, tutti i libri che ha letto via per le biblioteche, tutti i abbons che arrivati a Nasà, Ciri,
e io trascrivo lì, è una miniera, ma una miniera che non finisce più. E in tutte le note viene fuori che questo Ruscelli, un intellettuale del Cinquecento, che fa ritras di femminis interessanti in Europa del Cinquecento. E una di queste femmine è Creusa Florida, che è una fantata di 20 anni furlane, di buona nobiltà, ovviamente, furlane, che al parco venisse clamate in tutti gli scorti d'Europa perché era uno splendore di fronte. Ma non dal senso una veline, no? Una Miss Friuli, era biele dentro e fuori, era un splendore sentire fevelà, lenghis di filosofia, di astronomia, e muarte qualche anno dopo, muarte giovane. E era straordinario il mood che gli aveva di contare di Zorobis, e tra gli istanti si diceva, io preferisco restare da sola. Prima di tutto perché si vede di mettermi con uno di quei oms che mi spuntano a sposare, che sono più vecchi di me, sono o nobi che hanno le gotte, e quindi sono già ciuesse, diciamo prima di attaccare, banks in nome di là, a chiacce, sono prepotenti, no, non è vero. Oppure sono intellettuali, che sono diciamo bies dei nobi. Perché per solito è scattare in tabacchi, in sottisics, e pensi che le chiarte e i libri sono di più importanti della piede delle femmine. E allora preferisco restare da sole, e restando da sole, lontano dalla corte, lontano dagli stiacaris, arrivi a sentire il cidinor del monte. Il cidinor del monte, iniziati dalla bellezza, dal sorelli, quanto al Vaiù, o quanto al monte, sulle albade, e lo sento per chiantare dagli uccelli, dal boschetto, e questa mi dà la sensazione di essere una femmina libera e fortunata, pronto femminismo, no? Potrei dire, di una frutta di 20 anni dal 1500. E dopo sì, sono ovviamente anche gli femminis tristis, alle piel, no, non le piel, perché sennò sarebbe, sì, è interessante tirare giù i si dice, no? I modelli, chiapà, clapadorie, l'immaginazione è sempre importante, no? E si incontra tante volte che non è vero che i furlani sono nome che salzano onesti e lavoratori, e per fortuna che le storie non si insegnano che a soltanto i furlani malamente così come in tutto il resto del mondo, no? Se no sarebbe una santificazione che non muscolase e non sarebbe biere contante. E da stessa maniera sono state anche femmine in Friuli che sono state orrende, tremende. Alla caserma Piave di Palmignove era una importante sezione di SS friulane che hanno fatto la roba più brutta e più orrenda che si può fare, e erano sicuramente evitabili proprio perché erano tristis, non tanto tristis. Dal libro sono anche i nomi che io chi noi voglio fare. Una volta sono finito in un viaggio a Cracovia, e a Cracovia mi era venuto il sentimento di ci arrestava di Płaszów, il campo di concentramento, di sterminio, anzi là che sono finiti gli ebrei da ghetto di Cracovia, e sono entrato da Calera il ghetto in una libreria ebraica con un straordinario personaggio che era un gran mestre, era stato un gran mestre, sono diventato amista, italiani. E vi dite, ma scusi, è possibile di che arresta dal campo di concentramento di Płaszów? E lui mi ha detto, ma se lui al VU là di là che hanno operato i assassins, e al VU sapeva anche, no? Perché sono i nomi dei assassins, non mi sono mai robe tanto interessanti. Gli do i libri per studiarlo, che si informi, però ha un look della memoria, ma non è un look dal turismo, che al torni dopo, se non dopo aver studiato, non prima, mi viene mangiato. Non è non tanto, ma è il fatto che anche le femmine appoiessi una forma di deterioro e spaventosa di crudeltà dall'uomo, che in Friuli, dopo le fin de guerra, sono stati 47 processi per crimini contro l'umanità a 47 femminis. Di 47 femminis dicono che andano chiavate alla fine un certo numero, sono restate
in 15, però 15 femmines furlanes che sono state denunciate per crimini contro l'umanità da fasmini iscrisu. E in teams, là che lo svurin fa crodi, che il fascismo e il nazismo, lo dite che altri di un parlamentare, no? Sono robe che sono dentro dei libri, forse di Fabio di Asquere, forse, e non scompetti in pui, anche passate, le memorie che di essi archiviate, vinti là in davanti, no? L'Italia è un paese che deve guardare avanti. Ecco, forse, massimamente in teams così, tira fuori che memorie, anche che memorie che non si fa sta male, diventa un imperativo, diventa importante, perché sennò come che si dice sempre i rischi che anomie, che perdite di coscienza, che nos trasforma in homs e femmines senza creanze, come si diceva una volta, e quindi screanzas. I cence storie di Tito Maniaco non sono che le storie non le hanno avute perché non sono entrate ai libri, ma sono che le storie vogliono dismettere perché hanno pure dichiarati dal spieri e che è il primo passo per tornare a scrivere e per consegnarnos dagli smans di una possibile dittatura che non è tan lontana. Che altre di memoriante la Shoah proprio per Mignove. I suoi lasciati stampare un'affermazione e la fa sempre anche di voi a memoriale Shoah perché sai che dà fastidio a qualcuno. Dice che in Italia, che ha ragione sempre che stesso politico, non è possibile che il fascismo torni. E io ho giunti che ha ragione che non è possibile che il fascismo torni perché non è mai la via dell'Italia. È sempre stata una signora assustata, si è alzata e la de furti sind credevo che si parlasse di Shoah, non che si facesse politica. Ma a lei un diordimento, ogni volta qualche dunque si alza e si dice e al via. Che in Colono non succede mai, mi dà un fastidio. I cence storie, i Davos sanno, quando alfabele dagli ebrei sento un capitolo, da che ardis che sono come ombris, no? Non si vede di fevelà di loro, e allora lui Davos. E dopo lei un altro capitolo, un evore importante, per me in maniera particolare, perché è il paese da Menone, e allora la che io le nonne, e l'infanzia, sono i riguardi PBA. Menone stava dal bordo di Sore e l'anto un pel più in su dal bordo di Sore si rivede al cimitero e l'anto dentro dal cimitero lì è un sacrario, è dal 1973 che è. Io con quel riflutto domandavo di che il sacrario, ma non mi veniva di te tanto, non si vede di fevelà. Un anno fa, dal primo periodo di Covid, ho avuto molti, si chiamava proprio dal comune di Gonars, lì dentro da chi sacrare, con 500 urnis, e lì ho letto una testimonianza di chi ais, ossia dal periodo della seconda guerra mondiale, e lì sono 500 vittime sloveni, non come militari, anche civili, anche fruits, femminis, fameis, fino al campo di concentramento di Gonars, e mi ha commovuto, che tu hai dedicato proprio un capitolo a quel che tu dici sul il paese di Gonars, e dentro tu hai mettuto anche qualche testimonianza e oscugni leus chi stucut picciolo di chi ste testimonianze. Ma dove metto questo bambino? Cosa ne faccio di lui? E l'ha detto all'autoclave, si vedeva che gli facevamo pena, disse di metterlo lì sul mucchio, di posarlo sugli stracci per quel tempo nel quale avrei fatto la doccia. E io l'ho messo proprio lì, sopra il mucchio. Sono entrata poi con il mio bambino più grande, lì dentro, dove c'erano le docce. Eravamo tutti lì dentro, c'era una grande confusione. E allora, non so, sarà forse il sentimento di una mamma
per il proprio bambino. Non so rispondermi ancora oggi. So che improvvisamente ho sentito una fitta al cuore. E tutta bagnata e nuda sono uscita dalle docce e sono corsa indietro fino a quel mucchio di stracci che però non c'era più. Mi si fermò il cuore. Vidi il soldato che aveva posato tutto il mucchio di stracci insieme al bambino nell'autoclave. A fas venire sgrisui, sì, sono due elementi di grande vergogna, anche delle nostre storie, ovviamente. Anche l'esercito del Regno d'Italia dalle spalate dal 41 e arriva a trasformare tutte le plane libiane in un gran piano di concentramento ad aria aperta, a fare una deportazione di massa. E chi arriva in proprietà visco e agonars, fameis, interies, che arrivano a essere deportati perché fa quinto i partigiani, i maschi per solito dai 16 ai 65 anni venivano incoppati. Si laisa le zone di Podhum, oppure in su, in zone croate della Risniak, una strada bellissima comune, no? Che parte fino a Zagabria e all'interno, insomma, se vede in qualche targa italiana non è che si è tanto contento. Perché lì l'esercito regolare si imprime del 43, si imprime dal voto di settembre del 43, quindi all'esercito regolare italiano si è maglato di crimini orrendi contro l'umanità. Peccato che dal momento che l'Italia ha sempre che di montare su chiavi che vincono le guerre, alla fine non ha avuto nessun processo per crimini contro l'umanità. Nessun generale, nessun ufficiale sta portato davanti le sue responsabilità, ma per fortuna esiste un documentario che dice a Riodi probabilmente non conoscete già, si chiama Fascist Legacy. Era un documentario venuto fuori più di qualche anno fa del BBC che gli Stati italiani hanno comprato questi diritti proprio per non mandarlo mai in onda. È stato comprato quei diritti per non mandarlo mai in onda in Italia. Per fortuna esiste in rete e ogni anno lo si trasmette agli studenti, per fortuna. Perché si rende in conto che insomma, i soldati italiani non è che distribuivano i caramelluti o suonavano il mandolino quando andavano a fare la ricognizione. Sugli svalati sdannati sono, davanti alle iglesiute pienissime, alle un cibo che riguarda i patrioti soldati del battaglione intagliamento. Aerei per Guine Park langs. Insomma, il battaglione intagliamento è quello che si è maglato di crimini orrendi di quel tipo lì. Visco e Gonars e restino una memoria di tenere presente, sempre, perché il rischio è sempre lì da uno. Di chiarare un'erede e di pensare che altre bande dell'erede hanno sedi, homs, femmine, soffrus, ma che gli altri. E dato che sono che gli altri, hanno solo una fare che ti compete. Non tu sei tu che tu sei in qualche maniera obbligato a pensare a loro. E dal momento che il fascismo al resto è annunziante, so di Nadal a Dragoncello, proprio sul confine tra Slovenia e Croazia, una frutta è morte di freddo, ma tanta è una frutta di che altri, a venire di lontano, e qui sapo c'è guardino, alle mie urla sau da dal muraon, dal confine, là che stanno che gli altri, che non si noi, perché io ispiri chiunque a chiarare in uso le frutte di designs dagli snestris e pensa che può morire di freddo, perché non ha niente, non è di altre bande dalla parte. E allora ecco che le storie diventano una giusta volontà di condannare. E dicono che Monsignor Nogara, che era vescovo, che è stato tan buono perché ha fatto un sacco di melucce. Un sacco di melucce. E allora, le storie è anche prese di coscienza, è un mood di capire, dicevate che vi vuoi di stare. Sì, fasi l'anniversario del 1908, sono sindics che con la banda tricolore, chi in Friuli,
ogni anno e danno il riconoscimento ai bravi ragazzi della 10ª massa, sindici che hanno giurato su di una Costituzione che è antifascista. E allora dà fastidio, ma per quanto c'è che dà fastidio? Perché nessuno vorresta al suo album di famè una roba del genere, ma non può dire fa frente che non sia stato così. E allora sono storie che bisogna contare anche se ti fa male contare, perché non è così tu diventi libero. I suoi evangelici, signor Federico, un'altra citazione evangelica, e dice solo la verità vi farà liberi, la verità te us fa liberi. Se non si dismentein di questo, saremo sempre sclavi, poi per un'altra occasione. Ma libri anche Arsune e sono dentro due maestri artigiani che danno forme, un al violino e un altro all'organo. Sì, e non sconte che magie chi hanno da polifonie dal bosco. Sì, perché è lì che nasce il violino. E allora ho sentito le risonanze dalla abete in italiano pitch, no? In Furlan. E dopo l'aia e il socisicà e i ramastis che cricchi e che l'uccello il picca al cricche. E dopo non si fa anche la fine all'infinito, perché è lì che nasce l'organo, come che diceva che il grande maestri, no? Che diceva che non è questione di crudi o no per amare le musiche dall'organo, perché andare il potere di strisinanus fino all'infinito. E da chi libri hai anche le musiche da Valresi, da che le lenghe tutto non si dice sei già musiche e dopo sono chi chianze chi vai che ti stressini ti parti scombusli ti chiappi no? Che si rischia di essere rapita le un libri anche calzone. Ma grazie Martina anche perché dalle occasioni di memoriare oltre che gli smaris anche i paris Gustavo insomma i maestri Gustavo lo conosciamo tutti. È stato presentante ai colono, se l'ha semenata ai colono, se l'ha lasciata anche altri, no? Anna. E sì, è stato un grande maestro, mi è piaciuto, memoriavo dal libri, anche in un aspetto umano che mi ha contato Anna. E sono grata Anna, perché spesso Anna arriva a suggerire robe che dopo diventano maravese, no? O libri o storie. Io insomma, era scritta a libri, quindi non è un segreto, ma per capire le altezze di un maestro, Gustavo Organaro, riconosciuto in tutta Europa, in tutto il mondo, non in tutta Europa, per arrivare a capire le differenze che esiste tra l'artisan artista e il nuie. Il nuie sono quelli che credo in 10 qui s'accendono. E allora una volta entra dal laboratorio un fighetut, no? Fighetut probabilmente per una commissione, sai? Che i yuppis, non so come si chiama, ben visto tutte le carte, no? Con le porsute, e al viot Gustavo, il maestro Gustavo, il pari di Anna, che insomma era comunque lavorava con che altri, era tutto sbuffinato, era tutto infrosenato, sai, pleni di seadure, e all'ucchiale e dice, no, potrei parlare con il maestro Gustavo. Lui all'ucchiale e dice un momento vado a vedere se è dall'altra parte al di che altre bande si mette un tic in ordine diava il grimalone di coreano calveve si diava un tic di polvere dei chiavei blanche chiarissimi scaldeve e si presenta eccolo qua per servirla questa è la cultura sì, va bene i batti di mani al Gustavo ecco, quindi anche lui, forza. E questa è la cultura, no? E questa è l'Euiesi Furlans, cioè il Falisopis, c'è maestri, perché non sono un maestro perché chi sono da ora a lavorare, il vero maestro è che lavora, non che dà l'esempio di che anni. E che l'altro grande per i violini, come che Gustavo del Palorgano, è stato Moras, che veniva degli anni, ha lavorato tantissimo a Chiamparossi. E io ho avuto il privilegio di conoscerlo anche insegnare il suo Tarvisio per di science, di gavette, di ghiaccio. Gavetta di ghiaccio, era freddo Federico, sì, però la sassa che
pare lì a Tistiade, bisogna dire la verità, a Tistiade, e Morassa lavorava a provare, e noi abbiamo dovuto fare delle robe straordinarie, che dopo tanti anni dopo la copiate Brunello, il grande violoncellista, no? Si metteva quelle scene su di un Morà, su di un patch, l'abete di risonanza, acchiappava il suo violino, fatto con l'abete di risonanza, il violino tu has di suonarlo come che fosse un imbracciamento d'amore, no? E le vibrazioni che venivano dal violino entrava dentro di lui e si comunicava al patch, e lui diceva, senti, chi sono tutti e tre, io, il violino e il patch, e si fa le stesse ridrisse, e questa era una lezione grandonone, grandiosa. E dopo Friuli, come chiede di musica, parfois c'è da Resi, sì, le lenghe resiane, bellissime, straordinarie. Tra qualche momento celebreranno in Bust il Gran Carnevale, light, si vede il savon de fiat, no? Si vede il savon de fiat, nel senso figatum, no? Per latino, perché per suonare, per chiantare, se avesse entrato a giro, bisogna tante al volto di bevuto. E io ho avuto un'esperienza un anno di una classe in cui la maggioranza era di residenza, che erano robe strane, ma a Lemone poi anche succede che in un corso specialistico di geometras, là che vuol dire che la classe è fatta di 5 persone, ma sono 4 residenze, che a considerare il Chiarniel un immigrato. Il Chiarniel ha dica distanza. E ovviamente io non capivo perché mi dicevi, prof, venga a vedere il post, no? Ogni anno mi domandavi la prima, la seconda, la terza. Alla fine in quinta e dite, boh, dai, ferremo a vedere il post. Dove capivi? Perché per tanti anni mi sportavi in un di post. Perché non tu torni da Ur come che tu sei arrivato. E le fotografie, come te l'ha scritto il President che volte, aberranti del soggetto docente, è meglio che scompaiano pena la soppressione della cattedra, perché ovviamente si fa parte, no, dalla celebrazione rituale, arcaica, antropologica di questo professor Gri, tu hai di tigni bevuti. Questa è la situazione. E quindi tu chianti se tu suoni. E tu parli. Allora, gira torni al titolo, l'acqua rimpartita, il Friuli che nessuno al conosce. Cui sa se che chi le sapesse? Il 2 di febbraio, che di qualche giornata, è successo algo di importante. L'orsa esce dalla sua tana, risvegliandosi dal lungo letargo invernale. Però dopo, che non si sarà che succede. Da quello che vede, annusa e sente e mangia, dipenderà il clima dei mesi successivi. L'orsa che si sveglia profetizza con le sue azioni il tempo che verrà. Ecco che chi un'altra curiosità, no? Di che non si conosce, perché no, le clamì la Madonna Candelora, le sapete tutti, no? La Madonna Candelora dell'inverno siamo fuori, ma se piove tira vento dell'inverno siamo dentro, no? È la Candelorsa, non si sagno, non la Candelora. E a Spilimberg che mette anche un milucce, sta una viola se lo mangia, non lo mangia. E dopo, proprio che giornata lì, il 2 di febbraio, non si può fare che il costin facendo no a chi, in file. Sentito, si tornasse dentro dal libri. Sì, il divieto alle donne di lavorare in file. E si narravano le storie al Conte Agno, in genere legate al mondo prodigioso dei santi o dei morti. Si cantava, ci si scaldava con qualche bicchiere di vino o di grappa, come Cofaserin subito anche no, ma durante la vigilia della Candelora, ora no, al Corezza, mentre a parentesi la S, Candelorsa, ogni attività veniva assolutamente proibita, si poteva solamente recitare il rosario, che poi è l'anagramma di Orsario. Sì, sono storie che si chiamano sugli appons dei manoscritti, ma in effetti l'orsa è un animale totalmente antico, che addirittura è cristologico, no? Perché l'orsa sono in Calmuri e dopo torna in Cal. Arctorius, Artù, conosciuto come Artù, è un nome che deriva
Dios, Arcton in greco vuol dire Dios, il mar glaciale artico del mar da Dios, e anche Artù al muro, su al muri, va in ta isole dall'ovest e dopo torna, no? Torna esattamente come Cristo. E sono lì endes beade a Jors, dal nostri territori, dal nostri triunfi, che sono ancora interessanti se si fa vedere di sincretismi, no? Quindi di una tradizione ancestrale, antica, che dopo diventa cristiana, ovviamente la candelora, e già per questo candelorsa, ma le figure dell'orsa sono veramente le figure tanto interessanti. Le ultime domande, è il titolo di queste rassegne, da rassegna di Chistan in file 2022. A Cepontise, la gnot, sentinelle, e ho una sensazione così non le sentinelle, come di vedi anche che non tornedi a succedere certi robi, no? Che tu non sai così partati in memoria. Agnul, a Cepontise, la gnot, sentinelle. Ma posso finire proprio come che finisse Isaia, cioè io non sai a Ceponte che è l'ignoto, ma l'importante è continuare a domandarsi e a domandarlo. Non perdi mai le voglie di sapere a Ceponte che è arrivato l'ignoto. E il titolo è venuto insieme con il popolo dei colonos, no? Che è un popolo matriarcale. Quindi urseggiante, in tal senso, giusto del termine. E è un passaggio che si conosce bene, ovviamente, le Bibbie, però le piene di poesie, le piene di filosofie, di teologie dal senso profondo, dal significato, e quindi anche di che sapienza che aveva i nostri svecchios. E io ogni tanto, torno in tribal spesso le scuole, perché insomma nel mio mestiere, i consideri che sia un privilegio. Essere insegnante, un rischio, un privilegio, un onore. Se uno sapesse veramente che la palismans ad avere a scuola trimante, no? Sudante, perché è una responsabilità grande, però nel pielezze ogni volta, ogni dì, io di dentro dei voi, dei studenti, dagli sfrutti, dei flus, c'è che loro potranno più di quanto tu sarai spui, e questa è una pielezza incredibile. Perché ovviamente loro vanno in davanti. Tu non hai una verità, no? Tu sei nome più vecchio, quindi tu hai veduto più robe, tu hai mangiato più robe, bevuto più robe, tu puoi nome conseguire, ma dopo sarà il loro momento. Ecco, tu chiami su una classe e tu vedi non una classe come, ma tu vedi sono e femmine che saranno domani. E quindi è bellissimo. Io ogni anno, prima del Covid, spero di poter tornare, io pretendevo che i studenti e le studentesse di quinta passassero con me tutte un ignoto. È un'esperienza bellissima, perché sono di no? Ma i fantasmi 20 anni spesso passano in le albe, di spesso le fasi, ma non la vedo mai. Cioè non ha mai le sensazioni di ciò che vuol dire le pore dal scuro, perché il giuca lei chi vedi di venire senza portarsi da uno né orloi, né telefonuto, né WhatsApp, né social, niente. Vedi di portare nome, il chiaffo, il cur e magari una coda di soppresse per arrivare all'ora. E l'ignoto sta tanto a passare. L'ignoto non passa mai quando no, si mette insieme, si tacca a ridi, si tacca a scherzucciare, alle semplici che fa le battute, no? Prof, mi tocca, sì, cosa? Ti vedrsi che ti toglie dopo. Ma alla fine tasi intuiti, ma non perché duarli, non arrivi a dormire. Si senta, ci si ogni tanto e si ha paura. E tu senti su un freddo che ti entra, anche se ormai si in giugno, ma tu senti su un freddo, in quel momento, prima che torni illusore, è sacrale. Perché è un scuro, è un cilino che ti entra dentro proprio. E in tu momento, ma veramente in tu momento, prima che avviene in sorelle, tu senti che gli uccelli davanti in massa, attacchi, storniti proprio. E tu dici, ma tu hai l'oceano. E dopo le tiere si scrisure. E è un momento che di una bellezza, senti il scrisure delle erbe, che sono dal cuore. E in quel momento, ex orientis particus, tu viotis, eos rododactylos, diceva Omero, no? Le aurore che ha idee di rose, di rosade, quasi di tocchiate, sul par, è come una comunione.
E ogni anno, senza dire noi a chi fantasma lì, e batti gli mans al sole che torna, e si imbraccioli, a ti vedi in ogni quasi che tu fossi su di loro, no? Non poi le bestie. E lì tu hai la sensazione veramente che l'ignoto prima o dopo si ferma. Passare insieme le ricette giuste, le recipe giuste, passare insieme l'ignoto, perché sennò veramente non ti passa mai e non smetti mai di domandare. Perché, come diceva il mio professore di filosofia, noi le risposte importanti, ma è la domanda. Ognuno ha le buone di dare le risposte, ma c'è tante domande, è una roba seria. Io sono convinto che chi è colonos, di domande sono venute fuori che 30 anni, se c'è tante domande che sticci il popolo e lo trasformano in algo di poi, in speranza. E allora, ai prossimi 30 anni, ad oggi. Grazie Anna. Federico Rossi, grazie a tutti, grazie al corpo Di devo ringraziare Angelo Floramo e Martina Del Piccolo che riguardavano che i colonos come attività culturale vanno in avanti con la solidarietà di lui e anche con la partecipazione economica di tutti che hanno la possibilità. Quindi non facciamo operazioni specifiche, si chiedono incontri dalla rassegna, e la si informa una casselle, e poi si comporti secondo coscienza che pensa bene. Ecco, e per seria appuntamento per i prossimi incontri si sapeva che la problematica risponde forse no, in avanti con le prenotazioni. In precedenza poi che prenote e poi che voi dopo rischiamo di venire come voi, insomma, di capire come funziona la roba. Va bene, come non spetta Antonella Nonnino, non spetta per il famoso brindisi, no? In spirito nonnino. E vi sveglia pazienza un momento perché è stata ribaltata la situazione di tavoli seduti, no? Per fare questa che si sono sentati lì di fuori. Ecco, qui un po' vi piace che condividi con noi anche questo momento conviviamo. Buona serata.